Prima vittoria per la Banca Valsabbina Millennium Brescia al termine di un match molto spettacolare in cui le bresciane, dopo aver perso il primo set, riescono a ribaltare le sorti del match aggiudicandosi l'intera posta. Coach Turino deve fare a meno di Valentin e schiera Prandi in palleggio. Per Coach Mazzola invece formazione al completo. Dopo un primo set vinto da Bergamo, nonostante una rimonta in extremis di Brescia, le leonesse bresciane, complice anche l'ingresso di Svetnic per Angelina, iniziano a macinare gioco ed emblematico è il secondo parziale chiuso 25-15. Il terzo set è stato decisivo nell'economia della partita. Brescia lo chiude 25-21 sotto i colpi di Jasper, Svetnic e Nicoletti. Il quarto set è tutto di targa bresciana, 25-16 il parziale. Per Brescia 23 i punti per Nicoletti, 17 per Jasper e 14 per Svetnic. Non sono bastati a Bergamo i 17 di Lanier e gli 11 di Loda. Bergamo che nel turno infrasettimanale affronterà l'Imoco Volley Conegliano. Per Brescia invece trasferta al Pararadi con la VBC e più Casalmaggiore. Secondo me la mia squadra in questo momento, tutte insieme dobbiamo migliorare la costanza di crederci su ogni palla. Spero che questa vittoria dia un po' di sicurezza e fiducia perché ne avevamo veramente bisogno, perché cavolo siamo forti, siamo veramente forti e ovviamente perdere entri in un vortice di pensieri negativi che giochi sempre con pesantezza, anche quando magari te la giochi punto a punto poi crolla tutto. Invece spero che dopo stasera ognuna di noi creda di più in se stessa e nella squadra e nel lavoro che stiamo facendo.